Ecco come appare da dentro il bacino di laminazione in territorio di Zermeghedo. Ci troviamo nella porzione che estende di fatto la capacità di quello esistente di Montebello Vicentino. Opera arrivata al 40% dei lavori che andrà ad aumentare la capacità dell'invaso di 2,6 milioni di metri cubi per contenere le piene non solo dell'Agnoguà ma anche del Chiampo e proteggere il territorio vicentino, padovano e veronese rispetto ad eventi meteo estremi. Bacino che si inserisce in un sistema di difesa idraulica del territorio più ampio. Negli ultimi anni il fiume Agno è stato dotato anche di 2 bacini di laminazione a monte nei comuni di Trissino e Arzignano. In questi anni sono stati investiti molti denari, molte risorse, pensiamo quindi ai 3.000 cantieri che sono stati approntati, 23 bacini di laminazione realizzati, in fase di realizzazione, che dimostrano come 2 miliardi sono una cifra importante per questo territorio, ma in realtà altrettante risorse dovrebbero essere individuate per riuscire a completare quel piano dal Paos Casarin che risale ancora al 2010 ma che continua ad essere di attualità. Rappresenta una risposta ai fenomeni estremi che nel corso degli anni hanno flagellato i territori. Rispetto alle emergenze si è visto che questi bacini di eliminazione sono vitali per salvare i centri abitati, ma non solo, anche le infrastrutture e comunque salvare il territorio. Questi in sintesi i numeri del bacino. Questo è il più importante bacino di eliminazione in corso di realizzazione in Italia, avrà un volume complessivo di circa 9 milioni di metri cubi, avrà la capacità di sfiorare circa 130 metri cubi al secondo dal Chiampo e 240 dall'Agno, quindi una quantità d'acqua importante. Sono circa 155 ettari la superficie interessata, interamente a servitù del lagamento.